È stata inaugurata all'interno dell'Auditorium Vittorio De Sica di Sora la mostra Cuore di guerriera di Alessandra De Michele, una nuova personale dell'artista che, come sempre, porta se stessa nei suoi quadri. Sora mi ha accolto 40 anni fa e quindi la ringrazio anche per l'ospitalità che mi dà ogni volta per esporre le mie opere. Quindi sono all'Auditorium De Sica per questa nuova personale dal titolo Cuore di guerriera. Il tema è sempre più o meno lo stesso perché sono tanti anni che mi dedico a questa tecnica, a queste guerriere, ma non solo, perché la mia arte è fatta anche di fiori, di paesaggi, maternità, e quindi predominante la figura, la guerriera, ma perché tutti noi nella vita siamo guerrieri, combattiamo ogni giorno la vita, combattiamo la sorte, il bene e il male, cioè tutto quello che viene, insomma, ci prendiamo, e quindi siamo un po' tutti, non dico con le spade o con le pistole, però insomma con la forza di andare avanti. Il taglio del nastro di questa nuova personale si è svolto con Alessandra, attorniata dall'affetto dei suoi cari amici e parenti che le sono sempre vicina e le rinnovano il proprio affetto e la propria stima. Buonasera, sono amica di Alessandra e la conosco da più di 30 anni. Sono molto felice di essere qui e di poter dire qualcosa per lei. Alessandra è una donna che io ammiro veramente, sia da un punto di vista artistico che umano. Artistico perché comunque lei ha una tecnica particolare che si differenzia da tutte quante le altre tecniche. Questi colori caldi, così soffusi, leggeri, che esprimono il suo pathos, la sua anima. Rappresenta anche la sua vita, ciò che è stato il suo vissuto, che è stato molto travagliato. Quindi appunto questo tema della guerriera che nonostante tutto non si abbatte e va avanti con forza e dignità. Abbiamo detto tutto da 40 anni, quindi la tua umiltà prevale su tutto, la tua semplicità, parlo di questo perché hai raggiunto vette altissime ma torni sempre sul luogo di battaglia. Io sono un'amica di vecchia data di Alessandra, non mi ricordo più gli anni, ma sono tanti e la seguo sempre. Non lo dire. E ogni volta è sempre un successo. Grazie. È un'emozione. E l'ho conosciuto attraverso i bambini a scuola e poi ho avuto modo di apprezzarlo da quando siamo stati vicine di casa. Amica vicina di casa, l'ho seguita, a parte la sua arte mi piace tantissima, questo è sicuro. E dunque io ti posso soltanto dire tanti auguri e continua sempre così. Grazie. Ale, va bene? Grazie. Tanti messaggi di profonda ammirazione che le sono stati manifestati durante la presentazione della mostra Cuore di guerriera da parte di colleghi ed amici e di ex amministratori del territorio. L'amica Alessandra De Michele se lo conosco da 40 anni circa. Ho potuto constatare tutto il suo percorso artistico, le sue evoluzioni, però quello che maggiormente mi colpisce nella sua arte è una cosa molto semplice. È l'esaltazione della donna, ma nella donna del sentimento, quel sentimento che poi racchiude tutta l'essenza di ognuno di noi, l'essenza dell'amore, l'essenza, diciamo così, l'essenza sublime della vita. È possibile visitare la mostra Cuore di guerriera di Alessandra De Michele fino al prossimo 7 aprile. La personale si chiude il 7 di aprile, gli orari sono 16-20, tutti i pomeriggi naturalmente. Voglio ringraziare comunque l'amministrazione di Sora, il sindaco, l'assessore alla cultura che oggi purtroppo sono impegnati a Roma, e vi invito tutti a vedere la mia personale, Cuore di guerriera. Grazie.